Amici bellini, buongiorno. Ah, qua è rimasto addirittura il gufetto. Togliamo un attimo perché tanto non penso ci sia bisogno, no? Togliamo il gufetto e dobbiamo fare tutta la conferenza di Spalletti perché gli hanno fatto perdere la pazienza. Ci siamo oramai e quindi analizziamo bene le sue parole per capire, per tastare il polso. Tasta il polso, vai, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei carissimi, Vimaio Maio è l'ultimo iscritto che mi risulta dai software, poi ce ne sono tantissimi altri che mi saranno sfuggiti quando la partita ti sfugge, un po' come ha detto Mourinho, la partita è sfuggita, dopodiché dice non mi fate parlare perché, quindi non le possiamo analizzare le parole di Mourinho perché lui dice se io parlo mi squalificano e io devo stare in panchina e dice ma parla. Cos'è questo Mourinho timorato di Dio che non parla più? E veramente per chi avesse tempo, non il tempo da perdere, ma il tempo a disposizione perché non è tempo perso. Nella live di ieri, insomma, è stata tutta bella così, ma quando arriva Guido Gentile, noi introduciamo anche delle schede. No? E io ve le faccio vedere così al volo il rendimento delle ultime partite, tutte le squadre, il rendimento degli ultimi praticamente non so quanti anni dal 2004. Insomma, abbiamo fatto degli approfondimenti molto precisi che non sono campati in aria e che ti spiegano una serie di cose. Tra qualche ora faremo uscire anche l'analisi tattica dove io questa volta vi ho preparato anche qualche screenshot, quindi non ve li perdete assolutamente perché c'è da godere. Però prima, ovviamente, sulle bollette ci siamo scritti parole di Zielinski, parole di Petagna e parole di Spalletti in doppia copia, nel senso che c'è prima l'intervista e poi la conferenza. A Zielinski ovviamente gli chiedono insomma la partita, il gol, e lui dice si sentiva in colpa effettivamente del gol sbagliato che ha detto era un gol fatto e io poi con Spalletti l'avete visto anche nella reaction, noi siamo anime gemelle oramai, cioè facciamo pure i gesti uguali, stai col destro, tira col destro così invece vabbè, insomma però felice per il gol in questo momento, dice Zielinski. Che cosa significa? Noi abbiamo introdotto nella live di ieri un altro tema, un altro modo ecco di analizzare il calcio, perché le sconfitte, i numeri, quante sconfitte ti puoi permettere per lottare per il vertice, per lottare per la Champions, tutti i numeri che poi alla fine ritornano sempre nel calcio e teniamo presente tutte le cose, ma è anche importante il quando arrivano le sconfitte, quando le puoi gestire, quando invece ti creano problematiche, quando invece poi rompono le uova nel pariere, quindi il quando è anche importante nelle sconfitte, non solo il numero freddo. E lui dice proprio il gol in questo momento quanto è importante perché è uno Zielinski che era un pochino criticato da tutta la piazza, nella stessa partita non stava facendo benissimo, anche tatticamente era una scelta discutibile, Zielinski Mertens lì punta e sottopunta, insomma proprio adesso ha un'importanza tremenda perché poi Spalletti lo dirà, gli dà anche quell'entusiasmo in più, la consapevolezza, la forza, le solite cose, i tifosi ottimi della Salernitana ed sì, me l'avevate segnalato anche in live e lui è stato impressionato da uno stadio Bolgia che purtroppo il San Paolo Maradona non è più e speriamo veramente di riaverlo a breve perché anche quello è un fattore che non può mancare per una squadra che veramente vuole lottare per quella cosa indicibile. Però stiamo lì, stiamo mettendo punti, capito, nel serbatoio che poi ci possono servire dopo. Non mi trovo, aspettate un secondo. Molto meglio perché poi sì, è vero che i miei verdi sembrano capelli, i miei capelli sembrano verde rame, ma non ha importanza. Dopodiché a Petagna, no? A Spallagna, a Petanie gli fanno la solita domanda: con il tuo fisico te l'abbiamo... Beh, mentre gliela fanno glielo dicono pure, te l'abbiamo già chiesta, allora chiedete sempre le stesse cose. Con il tuo fisico è più difficile fare la differenza quando entri da subentrato, ma questo alla fine è la sua cosa. Bisognava scegliere e
Spalletti poi lo dice bene dopo, dice sì, sicuramente, però una volta entra con il Genoa e fa la differenza, una volta entra adesso con la Salernitana e fa la differenza, perché Petagna entra di diritto, poi lo vedremo anche dopo con gli screenshot come entra nel gol oltre alla traversa, ma lui ci dà uno spunto tattico, Petagna, che dice: quando poi entro io, anche per dare un po' più, lui parla di profondità, ma in realtà è la presenza, ecco, in aria, che ti permette poi di lasciare Zielinski un po' più dietro, perché se Zielinski deve occupare lo spazio che gli libera Mertens muovendosi, no, e allora si intruppava troppo. Invece uno avanti che resta, con Zielinski un po' più libero tra le linee. Infatti Zielinski dopo il gol, ragazzi, non è tanto il gol che gli dà lo strappo e più presenza nella partita, ma è proprio la posizione di Petagna, e questo poi lo vedremo dopo. Anche con Victor, dice Petagna, non è detto che debba partire al posto di Victor, perché adesso si parlerà Victor che ha qualche problemuccio fisico, la Coppa d'Africa eccetera eccetera, ma lui dice: ma pure con Victor io voglio giocare. Ed è bravo Petagna a citare anche gli altri ragazzi, perché dice: potete vincere in tanti modi, la solita domanda, non vedono l'ora che il Napoli perde per poter fare qualche domanda diversa. Allora come è arrivata questa sconfitta? Questo stanno aspettando. Ma è bravo Petagna a citare gli altri, cita Culam, cita Lobotka, cita Dem, che non sono potuti entrare, e quindi per mantenere tutto il gruppo, anche quello di quelli che giocano un pochino di meno, in considerazione. Dopodiché, ragazzi, le parole di Spalletti sono belle chiare, e stavolta ci è sembrato un po' più innervosito, un po' più piccato nelle risposte, e deve riprendere il discorso che aveva fatto in prepartita, no? Le cose che si gestiscono dal di dentro, quando gli chiedevano di Insigne, e dice: Insigne ha avuto questo problema, il muscolo impastato, no? Lo dice proprio bene, dice: mi sento il muscolo impastato. Allora che cosa succede? Un pochino te lo mantieni, un pochino lui ha chiesto proprio ad Insigne, ha detto: l'ho fatto scegliere a lui, quindi non c'è nessun caso, e mette proprio acqua su questo fuocarello che qualcuno cerca. Pensa se il Napoli non vinceva, che cosa si crea? Mamma mia. Ecco perché alcune vittorie sono più importanti delle altre, per il quando, perché arriva la vittoria quando c'è Insigne in panchina e Osimhen indisponibile. Questo poi fa la differenza molto spesso, e dice: no, il rischio degli infortuni la devi calcolare anche quando io avrei potuto anche metterlo, perché con il vantaggio numerico, il vantaggio proprio della partita, potevi anche pensare di gestire il pallone. Ma se poi andiamo 10 contro 10 e loro mettono i due Marcantoni, uno che è 6.6, l'altro che è 6.5, parlo in inch, come si dice, in fit, 6 fit e 6, insomma sono 3 metri sti guaglioni, che metto Zielinski, che metto Insigne andare a fare i contrasti quando c'è il muscolo impastato? Non aveva senso, e quindi era inopportuno, l'ho fatto decidere a lui. Driss. Anche il discorso su Dries Mertens, che molti stanno criticando, io ho letto qualcuno, ma addirittura qualcuno proprio di interno, Peppino Di Nagiro, che veramente sono quelle frasi proprio che io dovrei lasciare proprio tutti i gruppi WhatsApp dove si dicono questa cosa. Insigne, Mertens ex calciatore. Dopo, nell'analisi tattica, vi faccio vedere perché non è assolutamente un ex calciatore Mertens. Poi sarò io innamorato, e lasciatemi anche essere innamorato, ma io ve lo faccio vedere sul campo come Dries non è un ex calciatore, oltre alla botta che prende sulla caviglia e non gli chiamano nemmeno fallo. Così l'aveva studiato Spalletti, e lo dice candidamente. Si è deciso di giocare a pallone, quindi con la qualità che si poteva fare. Poi per me dietro Mertens ci vuole più Elmas che Zielinski, ma questo è un discorso poi che si va nella scazzetta dopo. Ma era da sostituire dopo, perché poi dopo entra Petagna, la partita si fa più fisica perché si mette più sugli scontri così, e c'hai più fisicità per giocare, e poi diventa fisico, proprio chiarissimo, ed è andato bene, niente di meno. Avete pure da dire quando le cose vanno bene. Vabbè, vanno sostenuti i giocatori, questo è un altro tema che rientra nei discorsi di Spalletti, è un pochino quello che ha detto ai tifosi, ma sono loro e il gruppo che già era sano, che già era forte, che già era bello, tutti i complimenti ai giocatori che mi hanno accettato, non sono io che ho creato il gruppo già era cementato, eccetera eccetera. Poi parentesi su Samuele Spalletti, figlio che era andato a vedere la partita. Poi Spalletti è bravo anche quando dice: ma diciamo una cosa, mandate il messaggio per i bambini sordociechi. Anche quando dice questa cosa è meno banale degli altri allenatori, che sembra la pappardella, invece no, lui lo dice proprio anche convinto. Vabbè, non voglio dilungarmi. Sapersi adeguare
Ecco, quando dice il sapersi adeguare significa dopo il rosso, dopo l'imprevisto, tu non pensi che a un certo punto finisci la partita che devi fare l'ulteriore sforzo fisico a contrasti. Quando loro riprendono la parità numerica, il cartellino rosso non è previsto proprio nelle tattiche. Allora tu dici, qua il Napoli ha dimostrato ancora una volta di sapersi adeguare alla partita e mettere all'interno della partita anche quel contrasto, quell'andare tosto sulla seconda palla, perché poi l'hanno messa ovviamente sui fallacci e non c'è dubbio. Bisogna riempire la maglia di tutte queste cose qua. E poi i subentranti, sottolinea ancora una volta l'importanza dei subentranti per vincere certe partite, perché a tutti gli effetti è proprio stato così. Quando invece poi si va in conferenza, questa era l'intervista, in conferenza Spalletti gli chiedono la partita sporca, lui dice ma io sporchissima proprio non l'ho vista. E qua siamo alle solite, la partita sporca, Spalletti, io te lo dico in confidenza, non si intende che tu poi non meritavi di vincerla, perché parliamoci chiaro, a tutti gli effetti, poi ve lo faccio vedere anche dopo, ma il Napoli comunque ha creato di più, poteva creare meglio, poteva essere più preciso, beccare la porta meglio, siamo d'accordo, ma non è che il Napoli non meritasse di vincere, non penso sia in discussione. Però la partita si sporca perché è una partita che diventa fallosa, è una partita di molti falli che l'arbitro non chiama, la Salernitana finisce a 0 cartellini gialli, perché poi quello che aveva dato giallo era da espulsione diretta e quindi non c'è dubbio. E Spalletti dice magari ci è mancata un po' di qualità in avanti nel primo tempo, dopodiché siamo stati poco maturi nel concedere poi quando stai in superiorità numerica non devi proprio arrivare a creare quel presupposto di quella palla di Liberi che in effetti costringe K2 al fallo, che ci sta, e quindi anche quello ci sta. Gli chiedono di Elmas e di Insigne, ovviamente Elmas è eccezionale, ci ripete le solite parole, inutile dilungarci su Elmas, l'entusiasmo che ci mette, la forza, e poi merita anche di giocare la prossima, anche come fa gli allenamenti. E poi su Insigne ci ripete che un po' di rotazione la devi fare per forza, al di là del muscolo impastato che si sentiva Insigne, e poi che l'avrebbe anche messo dopo, ma è chiaro che avrei anche potuto mettere Demme, dice. La straordinarietà dov'è? Che voi ieri nella live mi avete chiesto ma perché poi Zanoli è stato messo per mettere più velocità. No, lo dice chiaramente Spalletti, Zanoli è stato messo perché rispetto a Demme Zanoli è più alto e se fanno una pallata, un calcio d'angolo, un colpo di testa Zanoli lo prende e Demme è più difficile. Quindi è proprio un cambio fisico, sarebbe potuto entrare anche Insigne, sarebbe potuto entrare Demme, ma Anghissà non lo puoi togliere dal campo, Fabiano non lo puoi togliere dal campo in questo momento, i momenti della partita e i momenti della stagione. Non create casi, altrimenti me ne torno in campagna, dice Spalletti tranquillamente. Se mi rompete i coglioni me ne torno in campagna, divento antipatico un'altra volta. Quindi non create il caso Insigne, non create il caso questo, eccetera eccetera, non c'è nessun caso, stava fatto male, per questo non ha giocato titolare. Poi Spalletti, non ti preoccupare, perché anche se non fosse infortunato tu puoi anche permetterti di lasciarlo in panchina una volta, non succede niente e non devi giustificarti con nessuno, te lo dico io, non ti preoccupare proprio. Driss, ovviamente si ripete il fatto del minutaggio che deve mettere, perché deve mettere minutaggio, e poi c'era l'idea di mettere Petagna. Osimhen da valutare per domenica, potrebbe essere recuperato, quindi sicuramente non sarà della partita per il Legia, e questo ce lo dice. Zielu, gol fondamentale, lo volevo cambiare, quindi anche Spalletti aveva pensato di cambiare Zielinski che non stava facendo una partita straordinaria, ma poi arriva il gol, il momento del mazzo incredibile. E la crescita passa anche per vittorie di questo tipo dove ci devi mettere i contrasti, dove devi fare la lotta, ma questa non è una cosa nuova, l'abbiamo imparato con il Torino, l'abbiamo imparato con altre partite un po' più dure. Questo poi è il percorso che deve fare il Napoli per aggiungere alla qualità che il Napoli ha le altre caratteristiche che deve avere una squadra che vuole lottare per il vertice. Mi aspettavo la Salernitana così, l'aveva detto anche in prepartita che sarebbe stata una partita dura, e poi ha delle parole al miele per Ljungberg, che aveva poi tra l'altro lui anche allenato, e per Ribéry, perché Ribéry è stato alla Fiorentina. Spalletti non nasconde il suo affetto per la Fiorentina e quindi è un giocatore che ha seguito e a lui ha apprezzato, perché comunque, come abbiamo detto anche ieri in live, Ribéry non è che va a prendersi i soldi in un campionato magari americano qua dietro, ma si va a lottare per la salvezza a Salerno. Si è preso una bella gatta da pelare, ne prenderà mazzate, e io continuo a dire speriamo che la Salernitana si salvi. A me non mi viene di essere cattivo e di ripagare gli insulti con altri insulti. A me se la Salernitana, se un
un'altra squadra del Sud si salva, io sono contento. Che poi ci sarà da risolvere anche la questione della doppia proprietà, il fatto che Lotito abbia la Lazio e la Salernitana non mi sembra il caso, sinceramente. Quindi sotto quel punto di vista, fossi un tifoso della Salernitana sarei preoccupato, perché non credo che a gennaio Lotito o chi per lui, insomma, si metta a investire sul mercato per salvare la Salernitana. Non lo so, però ci interessa poco. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi siete dimenticati di mettere i like, capita, ma non fa niente. Più like probabilmente arriveranno dopo per l'analisi tattica, perché ci saranno molti screenshot da farvi vedere, perché voglio entrare proprio nello specifico. Ma è proprio vero che Mertens ha giocato così male? Non lo so. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.